un mestiere onorato per Venezia. Quello che vi parlerò adesso parla di impiraresse. Cosa sarà questo impiraresse, direi? E per l'ere delle donne che infiava in italiano, infiava perle e faceva coane e faceva tutti quanti quegli oggetti che era eleganti e anche ricercai tanto perché veniva anche da fuori a partire questa roba, ma in Pirarese poverete c'era delle donne che mi facevano anche tanta tristezza e se che ne vedeva tante, parliamo di tanti anni fa, prima della guerra, che era Muran sicuramente, che era la patria davvero, e Castello che ne c'era su ogni porta, che c'era una carichetta fuori, con il successo e il suo castello, e che impirava per le da mattina e sera poverete, poco e attraversava, poco e si fermava, che tempo che bastava, perché ora c'era il piano terra che stava di casa, e metteva su le minestrine, ogni tanto si alzava e andava a dare una mischiata, perché anche suo marito che aveva famiglia andava a casa. E da mangiare bisognava farlo, ma anche io, facendo quel mestiere, che poco e ciappava. In quella maniera anche io aiutava suo marito, aiutava la sua famiglia, e qui c'era in Pirarese che da una mano sulla destra gli aveva i figli e sulla sinistra gli aveva le perne. E ora ti vedevi questo movimento che ora con la sinistra spingeva e con la destra rancurava e faceva così. E dopo ingroppava e faceva i coani. Questo c'era e in Pirarese.